Locali chiusi, distrutti o in vendita è la fotografia di Zoagli a 2 mesi dalla mareggiata. Iniziata la pulizia alla foce del torrente Semorile, si aspettano i fondi per la passeggiata, servono 800.000 euro. Rapallo, il recupero dei relitti finirà entro 30 giorni, così il Presidente della Regione dopo il vertice di oggi a Genova. Chiederemo al Governo, ha detto, strumenti straordinari per la pulizia dei fondali. Area Preli di Chiavari, ok della conferenza di servizi alla riduzione volumetrica di 2 palazzi in costruzione, svincolata anche l'agibilità degli edifici, consentendo così l'apertura della passeggiata a mare già quest'estate. Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione, è uno dei passaggi forti della catechesi del Papa all'udienza generale di oggi, dedicata al Padre Nostro. A Moneglia sarà realizzato un punto informativo e di vendita dei prodotti locali, sarà costruito con legno del territorio e sarà a risparmio energetico. Il progetto è del GAL Verde Mare. La luce del Natale rappresentata in Alta Val Graveglia, oltre 20 figuranti per il presepe vivente a Statale, allietato dal coro Mani Bianche e da numerosissimi visitatori. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi ancora il tema della mareggiata in apertura. Andiamo a Zoagli. Il Comune ha avuto 1.400.000 euro di danni per quanto riguarda la parte pubblica. Di questi 800.000 euro andranno spesi per rifare la passeggiata a mare che è andata distrutta e che al momento impedisce di arrivare alle attività produttive chiuse per i danni subiti. Partiamo proprio da qui con il primo servizio. Locali chiusi, strutture in vendita, gestori che hanno lasciato il lavoro. È la triste situazione degli operatori economici di Zoagli a 2 mesi dalla mareggiata. La passeggiata non si può percorrere e così alcune attività non possono essere nemmeno raggiunte. Per esempio Pietra di Luna, dove il mare ha distrutto muretti, anche di un certo spessore, cancelli, ringhiere, la pavimentazione, le vetrate, l'intera piscina e gli impianti, rete idrica, elettrica e fognaria. I soci stanno valutando i lavori necessari per ripartire, ma non è semplice, e la stagione turistica già mette il fiato sul collo. Sul sito Mondo Balneare è in vendita il ristorante Marina di Bardi. La struttura, si legge, molto conosciuta e apprezzata da quasi 20 anni, era stata integralmente ristrutturata la scorsa stagione ed ora risulta danneggiata soprattutto nella parte esterna. Il ristorante L'Arenella ha subito la stessa sorte, è irraggiungibile e distrutto, il gestore ha dovuto lasciare il locale. Ancora un esempio, quello dei bagni Silvano tra la piazza di Zoagli e l'inizio della passeggiata a mare. La volontà di ripartire c'è, spiega Anna Nickel, ma i tempi preoccupano. Si riuscirà a ripristinare tutto per l'estate? Domanda. Lo stabilimento ha subito danni per 250.000 euro. Telepace aveva registrato le immagini del disastro il giorno dopo la mareggiata. E in diretta TV nei giorni scorsi la presidente di Ascom, Rapallo Zoagli, ha auspicato l'intervento del sindaco per rimettere a nuovo la passeggiata e permettere così alle attività di investire sul futuro. I gestori di Pietra di Luna a loro volta confidano nella pronta reattività del comune perché possa sistemare il collegamento senza ritardi, altrimenti sostenere i danni subiti sarebbe ancora più problematico, tenendo conto che da quell'unica via passano non soltanto i turisti, ma anche le ditte che faranno i lavori di ripristino. Infine, i bagni Silvano chiedono che il Comune dia l'ok alla semplificazione burocratica, un documento che permetterebbe loro di partire subito con i lavori, evitando così altri adempimenti e lungaggini. Sempre a Zoagli i lavori per quei locali che possono essere raggiunti possono già iniziare, a patto che non incidano sull'aspetto esteriore della struttura. Il problema ora però è capire se e quanti soldi arriveranno per poter effettivamente ripristinare almeno la parte a ponente della passeggiata a mare. E su tutto questo abbiamo incontrato il sindaco. Lei aveva promesso che i primi fondi che sarebbero arrivati sarebbero stati destinati proprio alla passeggiata di Ponente. Avete notizie in merito a questi? Allora, le notizie sono inizialmente sono stati finanziati 7,5 milioni e approvati, poi c'è stato un emendamento dell'onorevole Gagliardi, la quale ha avuto la prontezza di far mettere altri soldi e sono 8 milioni, perciò 8, 7, 15 siamo circa a 16 milioni, però 16 milioni Regione Liguria vuol dire partire da Sanremo e arrivare a Sarzana. Sicuramente parlando con l'ingegnere capo della Protezione Civile ci ha detto che stanno dividendo e quantificando le necessità e che nei primi 15 giorni del mese di gennaio dovremmo sapere qualcosa. Sicuramente noi la pratica della sommergenza l'abbiamo fatta, stanno lavorando
liberando il torrente Semorile, perché l'impeto del mare ha ostruito l'imboccatura. Nel momento che ci arrivano i soldi e quanto ci arrivano, ci sarà un cronoprogramma di iniziare i lavori di infrastruttura della passeggiata. La priorità è dove c'è un esercizio, perché Zoagli senza passeggiata i posti di lavoro di questo locale, di quel locale, di quel locale, di quel locale diminuiscono, perché senza passeggiata gli viene meno qualcosa a Zoagli. Ecco, queste attività produttive hanno già potuto iniziare i lavori? Siete riusciti in qualche modo ad agevolare l'avvio, quantomeno del ripristino delle strutture che si possono ripristinare? Ecco. Allora, gli aspetti privati, a prescindere dalle leggi, se non modificano gli aspetti architettonici, sicuramente possono iniziare. Vertice oggi in Capitaneria di Porto a Genova sui lavori di pulizia dei fondali nello specchio acqueo di Rapallo colpito dalla mareggiata di fine ottobre. Stiamo chiedendo al governo strumenti straordinari per provvedere all'intervento e garantire alla città piena funzionalità per la stagione estiva. È la dichiarazione del presidente della regione Giovanni Toti, che ha poi aggiunto: in questo momento un consorzio di assicurazioni sta provvedendo al recupero delle imbarcazioni e dei relitti. Per la Capitaneria in 30 giorni da oggi questa attività sarà conclusa. La rimozione delle barche nel porto Riva, precisa poi Toti, spetta al concessionario del porto, che in queste ore sta approntando un piano ad hoc. Finito questo lavoro, la struttura commissariale e il Comune di Rapallo, con il supporto del Ministero dell'Ambiente e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, procederanno ad una ricognizione dei fondali e alla pulitura di quello che potrebbe essere rimasto, tenendo conto che quest'ultimo capitolo rimane a carico del consorzio che farà la pulizia. Per questo, conclude Toti, chiederemo che i poteri dell'ordinanza di protezione civile vengano allargati per poter realizzare tutte le operazioni necessarie. E il sindaco di Portofino rassicura gli albergatori: la provinciale 227 da Santa Margherita Ligure sarà pronta per Pasqua. L'invito è dunque ad assumere gli stagionali, avendo fiducia nel lavoro della politica locale. Sentiamo. Gli alberghi devono assumere il personale per la prossima stagione. È l'invito sostenuto lanciato dal sindaco di Portofino Matteo Viacava in diretta su Telepace nel tentativo di spegnere polemiche e preoccupazioni. Sono convinto, ha aggiunto, che la strada sarà pronta per Pasqua. Nei giorni scorsi gli albergatori della zona colpita dalla mareggiata e dal crollo della provinciale 227 avevano espresso timori per l'assunzione degli stagionali. Devono fare i contratti di lavoro ai dipendenti, perché i turisti possono venire e la strada ci sarà. Però comunque hanno già dimostrato a Natale, scusate, che i turisti possono venire a Portofino, perciò non bisogna perdere nessun posto di lavoro, come ho sempre detto io dall'inizio, perciò ci vuole fiducia, come noi diamo fiducia ai cittadini, agli operatori, e gli operatori devono ripagarla facendo i contratti di lavoro alle persone, perché era una richiesta nostra quella di non perdere posti di lavoro e di programmare già da adesso la prossima stagione turistica. Io l'ho rassicurati, l'ho incontrati. Dopo il calo del 20% di presenze a Natale, ha sottolineato Aldo Verdin degli albergatori del Levante, è ragionevole che questa situazione di incertezza spaventi gli operatori della zona. Credendo però nel messaggio positivo lanciato dalla politica, lo stesso Verdin invita a fare il possibile per pubblicizzare il Tigullio occidentale, a fare squadra, insomma, per rilanciare il territorio. Gli albergatori che magari vanno a frequentare, vanno alle fiere, vanno ai workshop in giro per il mondo, devono trasmettere delle notizie positive, perché in effetti sicuramente per l'estate per la stagione estiva saremo pronti, non c'è dubbio, dobbiamo crederci. Ecco. Ora veniamo a Chiavari. La conferenza dei servizi deliberante ha dato l'ok all'abbassamento volumetrico di 2 edifici in costruzione nell'area Preli e ha svincolato l'agibilità degli edifici, consentendo così l'apertura del nuovo tratto di passeggiata a mare già per quest'estate. Abbiamo intervistato il sindaco. La conferenza dei servizi di fine dicembre ha approvato la diminuzione volumetrica di 2 fabbricati che si affacciano in piazza Gagliardo. Passo avanti dunque nell'iter dell'area Preli a Chiavari. Sul tema è ancora in piedi un ricorso da parte dei privati che chiedevano l'abbassamento degli edifici. Nel 2017 la società Gli Scogli SRL ha chiesto al comune di approvare la diminuzione senza aspettare la decisione del TAR, in modo da proseguire i lavori in completa sicurezza e nel rispetto delle norme. Ora, dopo aver approvato la variante proposta, la conferenza dei servizi ha dato l'ok, facendo di fatto cadere il contenzioso legale.
Inoltre l'amministrazione ha svincolato l'agibilità dei locali per la consegna della passeggiata a mare che è inserita nella parte delle opere pubbliche. Il tratto di lungomare tra Piazza Gagliardo e l'area della Fara dovrà essere pronta per la fine di agosto 2019. In questo modo quindi abbiamo un abbassamento dei volumi di circa 230 metri quadrati, il rispetto quindi di tutte le norme e la consegna delle opere pubbliche, quindi una diminuzione delle opere private e le stesse opere pubbliche, quindi un risultato buono per la città. Entro la fine dell'estate prossima Chiavari avrà una bella passeggiata con già la pietra è già stata scelta dalla sovrintendenza nel mese di dicembre, una pietra toscana di qualità con panchine di design, telecamere, luce a LED. Sarà un fronte mare molto, molto bello, per cui sarà una ricchezza in più per la nostra città. È stato un modo anche per tutelarsi, immagino, visto che c'era il ricorso in piedi, questo permette anche la vendita degli appartamenti. Permette vantaggi sia alla proprietà privata sia al Comune di Chiavari. Primo perché il provvedimento autorizzativo che era stato dato non rispettava le distanze dai privati, se è verosimile che il privato abbia chiesto questa riduzione, e il privato che riesce a vendere, a autofinanziarsi con acconti la vendita di appartamenti. Nuovi lavori in corso sulla rete delle acque reflue di Chiavari. In via Gaetano Descalzi sono stati messi in sicurezza i canali che raggiungono via Fiume. Sostituite le caditoie e posizionate 5 griglie in sequenza per frenare la massa d'acqua e scongiurare il rischio allagamenti. Abbiamo individuato l'ostruzione, spiega il consigliere delegato Paolo Garibaldi, ha asportato la sabbia e il materiale depositato che giungevano da Salita Descalzi, liberando così i condotti. Nel punto d'incontro con via Fiume il Comune ha deciso di installare una nuova vasca di decantazione. L'intervento proseguirà con un'ulteriore pulizia del condotto all'inizio della salita, ancora occluso al 50%. Avete visto le foto. Ora invece andiamo a Lavagna, dove sono iniziati i lavori per sostituire gli impianti di pubblica illuminazione. Sono 270 i punti luce che vengono cambiati in queste settimane. I vecchi corpi illuminanti con sorgenti al sodio vengono cambiati con nuovi corpi a LED dotati di riduzione di flusso. Nell'arco di un anno si prevede di risparmiare 25.000 euro. La sostituzione è già avvenuta in via Moggia, via Fieschi, piazza della Libertà, via Filzi, via Sanguineti e via Rocca Tagliata. Le prossime zone che saranno interessate saranno la sovrapiastra del Porto, salita allo Scoglio, via San Gabriele, la parte di via Garibaldi e alcune zone delle frazioni. I lavori vengono eseguiti direttamente da personale del Comune e comportano un investimento di circa 55.000 euro, finanziato in gran parte con il contributo erogato dal Ministero dell'Interno, grazie a una disposizione che prevede il rimborso integrale degli oneri delle commissioni straordinarie dei comuni, sottoposti appunto a commissariamente, soltanto per quanto riguarda le spese di investimento. E ora siamo all'informazione religiosa. Essere certi che Dio risponderà alle nostre preghiere, che nessuna rimarrà inascoltata, e per questo Gesù invita a pregare con insistenza. Lo ha ricordato il Papa questa mattina nella catechesi dell'udienza generale, che riflette sul brano del Vangelo di Luca, dove Gesù dice: chiedete e vi sarà dato. Filo rosso della riflessione dunque è la preghiera che, assicura il Papa, trasforma la realtà o il nostro cuore con il dono dello Spirito Santo. Il servizio della Radio Vaticana. Bisogna esserne certi, Dio risponderà alle nostre preghiere, nessuna rimarrà inascoltata, per questo Gesù invita a pregare con insistenza. Lo ricorda il Papa all'udienza generale, proseguendo la sua riflessione sul Padre Nostro. Quante volte abbiamo bussato e trovato una porta chiusa? Gesù ci raccomanda in quei momenti di insistere e non darsi per vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. La preghiera trasforma, sempre. Trasforma la realtà. Se non cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù ha promesso il dono dello Spirito Santo a ogni uomo e a ogni donna che prega. Consola sapere che Gesù prega per me. Dio infatti è un padre, non un padrone o un patrigno. Non dimentica i suoi figli che soffrono. La preghiera poi riconcilia l'uomo con questa nemica che è la morte. Magari ci toccherà insistere per tutta la vita, ma lui risponderà, ribadisce il Papa. Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine, sulla disperazione. È come vedere ogni frammento del creato che brulica nel torpore di una storia di cui a volte non afferriamo il perché, ma è in movimento, è in cammino,
E alla fine di ogni strada cosa c'è alla fine della nostra strada? Alla fine della preghiera, alla fine di un tempo che stiamo pregando, alla fine della vita, cosa c'è? C'è un Padre che aspetta tutto e a tutti con le braccia spalancate. Guardiamo questo Padre. Grazie. Torniamo sul nostro territorio, cambiamo argomento. Nel piano di sviluppo rurale 2014-2020 c'è una misura per la valorizzazione delle risorse forestali e della filiera del legno. In particolare il GAL Verde Mare ha colto l'occasione per avviare in Valpetronio un progetto pilota davvero originale: costruire una piccola casetta in legno che potrà essere usata come punto informazioni e vendita di prodotti locali. Sentiamo. Utilizzo del legno locale e risparmio energetico sono i due aspetti sui quali verte un'iniziativa pilota del GAL Verde Mare, la cui progettazione è in corso. L'idea è di utilizzare il patrimonio boschivo per realizzare un prototipo di casa in legno a basso consumo secondo un modello tipo casa clima. Il costo è di 200.000 euro, di cui 170.000 a bando, e partirà a giugno. Se tra le parti coinvolte deve essere ancora siglato l'accordo, è stata invece trovata la location che ospiterà il progetto: Moneglia, città che in tutto il GAL ha un ottimo rapporto con il turismo. In particolare, la struttura sarà realizzata nelle vicinanze del cinema. Dopo l'intesa con l'amministrazione e dopo i sopralluoghi, i tecnici sono al lavoro per progettare la struttura. Sarà un luogo dove poter dire: ecco come investire il legno locale, che arriverà dall'entroterra genovese e dalle valli Trebbia, Aveto, Graveglia, Sturla e Petronio, e come può essere utilizzato in ottica di risparmio energetico. Abbiamo chiesto i dettagli alla presidente del GAL. Dobbiamo immaginarci una struttura non molto grande, in legno, dove si farà che cosa? Esattamente, una struttura in legno di una circa 60 metri quadrati, questa è la disponibilità poi finanziaria che c'è anche sul bando, che ci permette una costruzione di questa metratura, per un uso un po' diverso da quello abitativo. Questa struttura verrà adibita come punto informativo e turistico, naturalmente, e poi sarà anche adibita a punto vendita dei prodotti che vengono dal territorio del GAL. È previsione anche nel nostro, diciamo così, progetto di dedicare questa struttura anche a una sorta di mercato settimanale per i prodotti freschi. Quindi diventerà appunto un punto attrattivo del territorio, posizionato nel comune dove vi è il maggior passaggio di turisti, quindi parliamo di 220.000 presenze turistiche durante l'anno e soprattutto di turisti stranieri. Il GAL Verde Mare inoltre ha prorogato i termini per partecipare a due bandi, quello per gli agriturismi che scadrà infatti il 14 gennaio, quello relativo alle strutture ricettive il 31 di gennaio. Il 15 gennaio invece partirà un ulteriore bando che riguarda lo sviluppo della rete dei mercati locali e per la realizzazione di strutture turistico-didattiche, ad esempio musei, allestimenti e così via, e dedicato agli enti pubblici come comuni e enti parco. Il bando scadrà il 15 aprile, il contributo massimo che si potrà ricevere ammonta a 100.000 euro, mentre l'intera dotazione finanziaria assegnata è pari a 326.000 euro. Cronaca, questa mattina alle 8 i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in via Erzelli, nella zona di Cornigliano, nei pressi dello svincolo per l'aeroporto, per l'incendio di una baracca. Durante le operazioni di spegnimento è stato purtroppo rinvenuto il corpo senza vita di un uomo che viveva all'interno, probabilmente senza fissa dimora. Le cause sono in via di accertamento, sul posto sono intervenuti il Nucleo Investigazione Antincendio Territoriale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Municipale e il 118. Per estinguere l'incendio è stata inviata anche l'autobotte per il rifornimento dell'acqua. Uno straniero di 62 anni è stato denunciato dai carabinieri per invasione di terreni. L'uomo, nulla facente e con precedenti, aveva realizzato un bivacco abusivo dentro degli alberghi in fase di ristrutturazione nel comune di Rapallo. Cambiamo argomento. Il giorno dell'Epifania, il borgo di Statale Dinè in Alta Val Graveglia si è animato per il presepe vivente. Un appuntamento ormai nella tradizione che ogni anno si rinnova con la partecipazione di tutti gli abitanti e la visita di numerosi ospiti. Siamo stati anche noi. Un
tuffo nella tradizione del passato con un presente ricco di entusiasmo. Il presepe vivente nelle comunità dell'Alta Val Graveglia è sempre un momento coinvolgente di aggregazione che richiama numeroso pubblico da tutto il comprensorio. Quest'anno ad ospitare la sacra rappresentazione è toccato al borgo di Statale, partendo da quella che ha rappresentato per lungo tempo una risorsa del territorio, lo stabilimento Santa Rita, per poi raggiungere la chiesa parrocchiale. Tanti figuranti che si sono prestati per l'occasione. Abbiamo i 3 re magi, poi noi tutti ci siamo vestiti, poi ci sono tutti i mestieri in paese, ce ne saranno una ventina tutta in paese, e poi c'è la parte mangericcia dove c'è la polenta, testaglieux, tutte quelle cose, le galline, eccetera, eccetera. Cosa ha preparato oggi da mangiare? Guarda, ho preparato i fagioli semi, c'è il vin brûlé, poi c'è il pane con lardo e via. Che fare? Tutta roba dopo le feste. Da qui in avanti insalata. Il presepe vivente offre l'opportunità di riunire gli abitanti rimasti in questa porzione di territorio e favorire il ritorno di chi è originario del luogo. Il tutto senza perdere il senso della natività rappresentata nel giorno dell'Epifania. I presepe, in particolare l'Epifania, sono un momento in cui ci viene detto qualcosa sulla bellezza, no? Sull'uomo che cerca la bellezza e che la scopre in Gesù, in questo Dio che si è fatto bambino, che è diventato bambino. E quindi per i bambini è stato molto bello e molto importante partecipare, fare delle prove al coro delle Mani Bianche, a cui hanno partecipato con una certa vivacità, e insomma spero che poi abbiano scoperto anche qualcosina per loro stessi, che li porti al significato autentico del Natale. Ecco. Sarà il villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno a gestire l'ufficio informazioni turistiche del comune di Chiavari. Scaduta la convenzione con la cooperativa Terramare, l'amministrazione ha assegnato l'incarico all'ente diocesano. Questa mattina si è svolto un primo sopralluogo finalizzato al restauro della struttura e a incrementare l'offerta dell'ufficio. L'obiettivo è quello di valorizzare lo spazio, rendendolo fruibile al pubblico e capace di ospitare mostre, conferenze, convegni ed happening. L'ufficio ha sede in via della Cittadella. Avete visto le foto. E ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 10 gennaio, aperto alle visite il Museo Archeologico al piano strada di Palazzo Rocca in via Costaguta a Chiavari. Si potranno ammirare le testimonianze portate alla luce relative all'età del bronzo e alla monumentale necropoli della prima età del ferro, l'orario 9:14. Proseguono gli Open Day all'Ente Forma di Chiavari, l'istituto di formazione professionale con sede in Viale Milo sarà visitabile da genitori e studenti dalle 14 alle 17. Si potranno ricevere informazioni sui corsi triennali per gli operatori di impianti termoidraulici. Nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo, alle 16 a Villa Quairolo si terrà una lezione di Paolo De Lucia dal titolo Picca, Arsenale di Roma distrutta. Come ogni giovedì sarà aperto al pubblico il Museo Permanente delle Suore Gianelline nei locali del Conservatorio Amare in Corso Colombo a Chiavari. L'orario di visita dalle 17 alle 19. Alle 17 nella sede della Croce Verde Chiavarese in Largo Casini a Chiavari sarà ospitato l'incontro dal titolo Democrazia e Informazione, la politica tra TV, giornali e social. Relatore sarà Carlo Rognoni, già parlamentare e direttore di testate giornalistiche. Un aperitivo per finanziare l'impegno sui diritti umani. Alle 18 al Gran Caffè de Fila di Chiavari l'associazione Verità per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, invita amici e sostenitori per contribuire a portare avanti l'impegno in difesa dei valori universali. C'è un'ultima notizia di sport, si è giocato oggi il recupero della 17ª giornata del girone A di Serie D tra Prodronero e Lavagnese. Il match è terminato in parità 1-1. Le reti all'inizio del secondo tempo, in vantaggio i bianconeri con Oneto, il Prodronero ha pareggiato pochi minuti dopo con Niang. La partita era stata rinviata per la presenza di ghiaccio in una parte del campo.
Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ricordo a seguire Missione Mondo, una nuova puntata con la testimonianza di Francesca Pezzolo e del marito Mauro Moretti, che racconteranno la loro recente esperienza in Burundi, intervistati da Don Siriac su Telepace 1. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.